Eccoci con il capitano ferrarese Alberto, 90 oggi sconfitto 1-0. La prima vera palla gol l'avete avuta voi per passare in vantaggio nel primo tempo, però poi si è visto solo il Portogruaro. Sì, diciamo che abbiamo avuto la palla dell'1-0 dopo 5-10 minuti, se non mi ricordo, e lì poteva cambiare anche per noi un po' la partita. Poi un bel Portogruaro con tanta voglia, non è che non ci sia stata partita, comunque anche noi abbiamo tenuto bene il campo, anche la palla, però loro non hanno avuto più occasioni sicuramente. Sì, è da dire che voi avete avuto un portiere miracoloso, oggi ha salvato almeno un tre palle che sembravano destinate ad andare in rete. Quando il portiere avversario è il migliore in campo vuol dire insomma, che si subisce un po', però come hai detto tu il campo l'avete tenuto, ma forse vi è mancato le vere occasioni da gol. Sicuramente, questo oggi tanto di cappello al nostro portiere che ha fatto veramente 3-4 interventi da Serie A, quindi niente da dire. Sì, diciamo che voi eravate a 2 punti dal Portogruaro, perciò con una vittoria facevate anche sorpasso. Questo per dire che come classifica non siete male. E i vostri obiettivi? Il nostro obiettivo sicuramente è la salvezza, poi quello che se arriva qualcosa in più, ben bene. L'obiettivo è la salvezza sicuramente. Abbiamo fatto delle buone partite, da 6 partite non perdavamo, quindi un bel filotto, anche se abbiamo detto poco, però da 6 partite non perdavamo, quindi andiamo avanti e pensiamo già alla prossima gara. Sì, spirito e spogliatoio, insomma, nonostante sconfitta, va avanti. Oh Madonna, forza. Grazie Alberto. Molto unito. Grazie Alberto.